Lui è un uomo molto 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 sofferente, piange ininterrottamente, non mi dà l'idea in questo momento che lui sia molto presente a se stesso, un uomo che piange ininterrottamente. Aver appreso stamattina che purtroppo la moglie è deceduta è stato proprio uno shock. Viene descritto come un uomo disperato Sergio De Zen, il 74enne in carcere a Santabona per aver accoltellato la moglie invalida Manuela Abittante, 77 anni, in questa casa di Viametti a Coste di Maser, ora sotto sequestro. Con la morte della donna, avvenuta all'alba al Cafoncello di Treviso dopo ore di agonia, la sua posizione è peggiorata da tentato omicidio a omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Manuela, uccisa a mezzogiorno di domenica con un fendente in pieno petto, a casa era ritornata da pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale di Montebelluna, 1 mese e mezzo di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in lungodegenza per un ictus che l'aveva paralizzata in buona parte, costringendola ad alimentazione con sondino e tracheotomia. Una gestione per la difesa dell'uomo che si è costituito nell'immediatezza del gesto insostenibile, almeno tra le mura domestiche. Si è creata una situazione non voluta naturalmente da nessuno di loro, è rimasta ricoverata presso l'ospedale di Montebelluna per 2 mesi e poi l'hanno riportata a casa, ma in una situazione sostanzialmente quasi vegetativa, insomma, quindi il signore aveva bisogno, era assolutamente in stato di incoscienza, aveva bisogno di un'assistenza, di una cura ininterrotta per 24 ore e il signor De Zen e la figlia sono stati così, insomma, incaricati di svolgere attività, diciamo così, che sarebbero di competenza dei sanitari. Questa è la versione della difesa che chiama in causa di fatto la rete sociosanitaria, tanti però i punti che vanno chiariti. Sembra che la donna, per quanto grave, fosse cosciente della sua situazione e che lo stesso marito, accanto alla figlia Aurora, si fosse detto pronto a seguirla in casa. Il letto, messo a disposizione dall'ULSS, era stato posizionato all'ingresso dell'abitazione. Per lui era fonte di grandissima sofferenza vedere la moglie ridotta in quelle condizioni così improvvisamente, da che stava bene 2 mesi fa. Ritratto confermato dai vicini di casa, ancora increduli per la domenica di sangue che ha sconvolto l'intero paese. Si è visto in condizioni un po' critiche e ha perso le staffe, come si dice. La disperazione, secondo me, che vederla così, che soffriva, basta. Non ci sono altre spiegazioni. Eh? Non ci sono altre spiegazioni. No, per me no.